L'albero e il presepio sono due segni che non finiscono mai di affascinarci. Parlano del Natale aiutandoci a contemplare il mistero di Dio fattosi uomo. Lo ha sottolineato stamani Papa Francesco all'udienza con circa 350 persone arrivate da Friuli, Venezia Giulia e Veneto per l'inaugurazione dell'albero di Natale del presepio in piazza San Pietro. La natività quest'anno è realizzata con la sabbia iesolana proveniente dalle Dolomiti, mentre l'abete rosso, alto circa 21 metri, arriva dalla foresta del Cansiglio ed è stato donato dalla diocesi di Concordia Pordenone. La caratteristica particolare del presepe che quest'anno campeggia in piazza San Pietro è la sabbia, un materiale che richiama la semplicità, la piccolezza e anche la fragilità, ha notato Papa Francesco. E alle parole del Santo Padre nel pomeriggio si è collegato il Patriarca di Venezia presentando un po' dell'amata terra veneta, quest'anno presente nella piazza che raduna il mondo intero. E sarà qui a servizio di quello che per noi cristiani è l'evento che ha cambiato il mondo. Un evento semplice, un evento che si è realizzato e che continua a vivere. Usiamo del presepio come di un simbolo che ci aiuta a fare un esame di coscienza per purificare le nostre durezze, per poter essere capaci di relazioni con gli altri, per poter soprattutto essere annuncio di accoglienza come Dio ci accoglie. Prima dei discorsi ufficiali lo spazio alle esibizioni delle formazioni corali e folcloristiche che hanno richiamato l'attenzione dei fedeli presenti in piazza San Pietro. Inevitabile per il presidente Zaia il richiamo all'emergenza maltempo che ha colpito la nostra regione a fine ottobre. Per noi è una grande opportunità. Voglio ricordare che quella sabbia e quell'albero, poi parlerà il collega Federica, rappresentano anche quello che poi il Veneto ha subito in questi ultimi periodi. E quella sabbia è l'esito di quello che è stata per noi la tragedia di fine novembre, quindi ha un ulteriore significato. Essere qui poi per noi è un momento di grande orgoglio e soprattutto di grande onore riuscire a portare questo presepe, il presepe realizzato, come sapete, dalla sabbia ottenuta dalle spiagge di Jesolo. Zaia ha ricordato e ringraziato il grande lavoro svolto dai volontari. È il segno delle radici cristiane della nostra terra e della nostra comunità.